Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo su MotoGP 20 e sono incazzato nero, nel senso, adesso vi spiego. Sapete che io ho fatto grandi cose su MotoGP vecchia, addirittura vincevo tutto a livello massimo, senza nessun tipo di aiuto, sono venute fuori stagioni epiche e sono anche orgoglioso di dire che ho cominciato veramente io nel caricare video di MotoGP perché prima veramente non ne vedevo nessuno con quella MotoGP 2008, quindi parliamo di 102 anni fa. Questo è il mio pilota, diciamo, ho fatto io il numero, ho fatto un po' tutto io, intanto teniamo questo primo colore, ho deciso di tenere il giallo così, con la scritta Cume, il casco personalizzato con la bandierina, la corona, comunque se volete scaricarlo solo per vederlo, perché è chissà che roba, lo potete trovare insomma, dove si scaricano ste robe qua. Niente, ora ho fatto la prima gara, l'ho già fatta per testarmi un po', ho scelto 100 difficoltà 100 su 120, sono arrivato penultimo, disastro atroce, proprio l'atroce. Quindi diciamo voglio partire basso anche perché partiamo già in MotoGP ragazzi, non ho palle fare Moto3, Moto2 in caso la faremo più avanti, visto che c'è sempre il trofeo del canale, che è l'unica trofeo che mi manca è proprio Moto3, Moto2, in Moto3, in Moto2 ho vinto una volta, in MotoGP tantissime, in Moto3 non ho mai vinto niente su questo canale. E vabbè, insomma, quindi così ho dovuto mettere 90 intanto. Qua stiamo sviluppando il motore intanto, vabbè, insomma, cercando anche di capire la classifica, vedete Marchetto Marquez primo, poi Vizioso, dovremmo trovare un po' di soprannomi, Quartararo non mi ricordo neanche come poi Rino Gattuso, Vino, l'inominabile, Jack Miller vedremo, Tarallucci, Durelli, il Marquez taroccato, una cagata, Miraggio, ma Rabat vedremo perché non me lo ricordo, Escargot 2, Bagnato, Patatone, Zircone, il Comendone, Rosy Binder, forse però il fratello se non mi ricordo, e Culone, Oliva, e dopo ci penseremo insomma, però il migliore era sempre il malesiano di merda che lo amiamo alla grande. Prima gara si è fatto così, una merda, qua in gestione ci sono nuovi candidati. Allora sinergia, dovremmo un po' capire la strada, però anche dei consigli perché sinceramente questo è comunque è più forte in elettronica, questo è sinergia, questo è forte in motori, però nel resto fa che però sinergia per quello che sto producendo probabilmente non lo so, vabbè vedremo, questo ci pensiamo, ci vediamo con calma, soprattutto vorrei cercare di capire il contratto. Sono le scuderie che mi vogliono, tutte le più forti chiaramente non mi vogliono ed è giusto così. Ho perso anche soldi, per il momento non vedo niente di tanto migliore, aspetterei. Vabbè, speriamo adesso di avere una difficoltà, ho messo la fisica normale, non massima, danni realistici, però ho notato che basta un tocchetto e addirittura si ritirano gli avversari e rischi di rompere la moto, quindi stupenda sta cosa. Il gioco è bello, graficamente bello, però è chiaro che insomma mi ha un po' destabilizzato a livello di difficoltà. Adesso vediamo come con la prossima gara che registriamo e vediamo cosa combiniamo. Ci vediamo dopo le qualifying session. Ok raga, devo trovare una via di mezzo perché adesso per esempio ho fatto un quarto posto, per carità Austin sicuramente mi piace più del Qatar, però devo trovare un compromesso tra livello impossibile e livello accettabile. Pole di Rino Gattuso, però un quarto posto che non mi aspettavo dopo il disastro. Comunque adesso prima gara lasciatemi un tempo per capire che livello di difficoltà fare, c'è da dire che in gara sarà dura perché al primo contatto la moto si distrugge, quindi c'è da valutare anche questo.
soft perché tanto la temperatura non è alta dell'asfalto, e un giro in più del livello di carburante perché si consuma veramente troppo qui ad Austin. Vabbè, rischiamo di arrivare almeno qui, almeno 15esimi, questo è l'obiettivo, che so che in gara sarà diverso, andrò anche molto lento perché ho paura di danneggiare la moto. Vai. 5 laps, la carriera come indiana comincia da qua. Incidente, dietro si ammazzano. Morbidelli crash, o crash, a voi la scelta. Ok, ho già perso 10.000 posizioni, ma va bene così, l'importante è non danneggiare la moto. Veramente i danni sono duri, raga. Guardate, questo è un aspetto importante perché al minimo contatto già danni, cioè. Purtroppo le sportellate famosi di Veneziano non si potranno più fare, hanno c'è Tarallucci davanti, è una cagata. Attenzione, attenzione, questo tanto va lungo, probabilmente penalità per Tarallucci. Penalità per Tarallucci, la esigo, la pretendo. Vabbè, qua andiamo chiaramente a 2. Si superano tutti, però in rettilineo non proprio bella come cosa. Qua andiamo piano perché raga, nelle prove libere non so quante volte ho dovuto riavviare. Guarda quanto lento va, ma guarda che roba. Ci sono incidenti un po' ovunque, patatone. Ho tanta paura ragazzi, lo ammetto, lo confesso. Incidenti un po'. Stanno ammazzando dietro. Stanno veramente ammazzando. Questa è una cosa buona, insomma, per fortuna ci sono più incidenti rispetto a una volta. Escargot. Ok, siamo 13esimi, va bene, la difficoltà è giusta, la qualifica non ci deve ingannare. First lap completate in un inglese perfetto. Devo controllare anche il carburante che è a 4,6. Pian pianino raga, devo abituarmi, sarà durissima, lo so. Non gioco da quasi 3 anni ormai a MotoGP con costanza. Cioè, avrei preferito con 100 su 120 fare sta gara, però pazienza, tanto noi non siamo pro player, dobbiamo andare agli esport che ormai per me hanno rovinato i videogiochi, ste cazzo di competizioni. Ci supera purtroppo anche Culona ci supera. Proviamo l'internazzo. Ma ci riprende all'esterno. No good Come, no good. Siamo ancora in obiettivo scuderia, ma si fa fatica Beppe. Ok, torniamo a 1 che qua consumi tantissimo. No. Ragazzi, concedetemelo perché devo prendere la mano, ve lo dico già che ci sarà qualche rewind all'inizio. Chiedo venia, chiedo scusa, so che è una cosa odiosa, che odio veramente tanto, però Dio povero. Scusate raga, ripeto, ve lo dico proprio con il cuore in mano, ma devo veramente prendere la mano perché sennò non lo... quest'anno lo molliamo. Che roba, non riesco proprio a prenderla, mi dispiace, culo, dai no, poretto. Non voglio, come si dice, fare del male ai miei avversari. Vabbè, andiamo piani, non riesco, se tiro sbaglio. Questa non è proprio una cosa meravigliosa. Quindi, ripeto, vi chiedo pazienza, se volete vedere i pro player, non sicuramente, però anche a 90 le difficoltà sono tante purtroppo. Riguardate i video del passato e in
inspiegabile questo crollo veneziano, il gioco è cambiato molto purtroppo, però va bene, divertiamoci, vaffanculo se ce la vedo, ma che cazzo devo fare? Mi viene un po' da piangere, ma comunque. Superiamo culona. Speravo di non usare i rewind, ma ho dovuto metterli perché immaginavo i problemi in gara. 3.8, quindi dai, carburante c'è. Adesso cerchiamo di non far più errori. Bisogna prendere la mano. Escargot, di nuovo escargot davanti. Siamo 13esimi, quindi in obiettivo scuderia, ma questo va più che bene per il momento. La livrea della moto non mi fa impazzire sinceramente, però per il primo anno va bene questa con il giallo Chelsea stagione 2006-2007. Saranno colori strani, proporremo anche le rosa, ma mamma mia, ho paura della penalità, che anche le penalità ragazzi sono micidiali. Ok, dai, stiamo andando benino, non dico benissimo adesso, ma benino. Vediamo se rosichiamo qualcosa ad escargot. Ripeto, mi va già bene chiudere così comunque. Andiamo a 2, adesso stiamo a sta cazzo di curva che è maledetta per noi. Freno prima, me ne fotto proprio, cioè nel vero senso della parola. Preferisco andare più piano che fare i rewind sinceramente. È una roba che odio in una maniera più assoluta. Ci vuole calma e sangue freddo calma, yeah. Come carburanti ci siamo, devo controllare tutto, cavolo. Usura gomme anche. Pian pianino, veneziano un po' lungo qua, ma va bene, ti prego non darmi penalità, ok. Quante ne ho presi in prove libere qua di penalità? Vabbè, giri comunque, giri alti, giuro 3 secondi più lento dei primi. Pazienza. Speriamo in qualche incidente davanti a sto punto per rosicchiare qualcos'altro. Non è sportivo, lo so, ma sinceramente fotte sega. Diciamo che vorrei fare 2 video a 2 gare a video, come l'obiettivo è questo. La moto è ingovernabile rispetto ai primi giri. 2.5 ci siamo assolutamente con la benza. Bisogna prendere la mano in maniera atroce. Che magari in una curva perdo quello che di buono faccio nelle altre, quello è il problema. E tra poco inizia la frase che mancava. Ma aspettiamo, stiamo buoni, stiamo calmi, stiamo zitti. Dipenderà anche Formula 1, comunque. No, ho frenato tardi. E qua faccio lì, sono sicuro che sbaglio. Piano, lungo ma non cadere, vabbè. Che Formula 1 l'ho poi mollato perché ho avuto problemi di schiena e come sempre non posso fare niente. Comunque sul 2020 devo pure crearti il tuo team, sarà stupendo. Non ha senso, volevo riprenderlo Formula 1 ma ormai non ha senso onestamente, a luglio esce quello nuovo. Dio santo. Ripeto, sorry boss. Non è mia intenzione usare il rewind, ma siamo alla prima gara vera col registrata. Sinceramente non ho voglia di fare, cioè è così punto, cioè ve lo dico, stop. Speravo di non doverli usare, ma un giro e 6 non posso permettermi. Forse a metà giro posso fare la miscela massima.
valutare anche le gomme che si sono molto usurate. Spero al massimo fra 2-3 gare di non avere più rewind, questo è l'obiettivo. Dobbiamo proprio imparare nuovamente tutto. Perdiamo però almeno la 13ª posizione, me la devo tenere stretta, raga. E comunque siamo nel final lap cumendiano, ragazzi. Final lap cumendiano è tornato, signori. Se penso che praticamente ho iniziato io la serie MotoGP perché nessuno portava MotoGP. Mi viene da piangere vedere come sto guidando adesso. Ma vabbè, sono dettagli, raga. Sono dettagli. Ai ai ai. C'è il quarto che mi vuole superare. No, no bagare adesso. No bagare adesso, vi prego. Non la bagare adesso. No il bagarotto, no il bagarotto. Ho frenato leggermente troppo. Non mi dà la penalità per culo. Siamo 15esimi, ho perso 2 position. Bagarotto all'ultimo giro. Bagarotto finale. Attenzione, è tornato il bagarotto. Esternazzo. Maledetto. Mamma mia, rischio atroce. È chiaro che c'è un po' meno enfasi perché sapete dei rewind, lo so anch'io che posso tornare indietro, ma perdonatemi, raga. E come prova, ma va troppo lungo, vince Vizioso. E si va a vincere, perché il 13° posto per noi è come una vittoria. Yes! Buono. Prima di assistere alla premiazione sul podio, buono, vincere Vizioso. I risultati finali della gara MotoGP. Attenzione, vediamo. Mark Marquez sesto, vediamo se c'è stato qualche ritiro, sono curioso. Eh sì, 4 ritiri, bellissimo. Finalmente, si sono svegliati, cazzo. Ok, prendiamo qualche punticino irridato. Beh, dai. 3 punti vanno più che bene. Ottimo. Sarà contento, dai, saranno contenti comunque. Vabbè, non mi ricordo niente. Comunque il casco mi piace troppo, la lape è stupenda. Buono. Sicuro. Un po' di cosa sono i follower questi. Boh, insomma, si capirà. Hai soldini, ok. Ok. Ottimo. Quindi cerchiamo di capire. Adesso io ho sviluppato il motore così se si fa qualcosa al telaio. Tipo... tipo questo. Aggiungi personale per mettere quelli bravi col telaio. Che però io posso usarli lo stesso questi anche se ce li ho di là. Però questo ha 100. Scusa, mettiamo quelli con 100 a sto punto. Ok, 7 settimane, ma spero di far giusto sinceramente. Ok, qua posso usarli lo stesso. Ok, vabbè. Vabbè, non so se posso fare, cioè questo potrei farlo, ma non capisco. Installato, in sviluppo, ok, boh, perfetto. Ottimo, raga, ho sotto il comandone veneziano, siamo tornati, sono GP. Ciao!